Non dirò niente di troppo differente, diciamo che i concetti appena espressi sono proprio la base di tutto dell'assistenza domiciliare. Ecco. Io appunto lavoro qua a Verona e tra le altre cose mi occupo di gestire l'assistenza domiciliare supportata da AIL. Facendo prima un piccolo focus all'origine da dove arriva la necessità, questa è una piccola slide che parla del paziente ematologico, ma in cui il paziente con sindrome mielodisplastica diciamo, è ottimamente rappresentato, direi, perché un po' trasversalmente un paziente ematologico tende ad avere 3 problemi abbastanza costanti: l'astenia, la debolezza, l'immunodepressione e in generale un peggioramento delle proprie condizioni generali, che richiede per l'appunto trattamenti, trasfusioni e frequenti esami del sangue. E ovviamente queste cose, per tutte le cose di cui abbiamo appena parlato, che ha mostrato anche il dottor Binotto, cozzano tra di loro, perché fare esami frequenti, trasfusioni, terapie richiede lunghe attese, tanti accessi in day hospital e questo è un lavoro molto più invece focalizzato sulla mielodisplasia che, come già fatto vedere, dimostra che l'anemia, soprattutto la fatica, sono un problema per l'80% circa dei pazienti con sindrome mielodisplastica. A questo punto si inserisce, diciamo, l'idea dell'assistenza domiciliare grazie a AIL, in cui si dice che se per il paziente è un problema venire in ospedale, allora andiamo noi, facciamo andare l'ospedale a casa del paziente. Qui a Verona in realtà è un servizio che è presente da molto tempo, è nato nel 1999, penso sia stato uno dei primi servizi che AIL ha messo in piedi qua a Verona e che negli anni poi si è espanso. Parliamo di assistenza ematologica, ovviamente, non sono solo trasfusioni, si fanno anche le terapie a domicilio e nei vari anni sono state aggiunte tutte terapie che hanno la particolarità ovviamente di essere terapie ospedaliere, per cui c'è anche l'Uspatercept, che quindi richiederebbero l'accesso in ospedale, ma grazie alla convenzione di AIL con l'azienda possiamo farle nel territorio, possiamo evitare al paziente di dover venire in ospedale. Ovviamente sono tutte terapie parenterali non assumibili per OSS. Questo è quello che nella pratica proprio possiamo fare come assistenza domiciliare: facciamo esami del sangue, trasfusioni solo di globuli rossi, queste terapie parenterali e ovviamente le visite a domicilio. In più aggiungerei il paziente in assistenza domiciliare ha una presa in carico tipo AMID, ma significa identica a un paziente che viene seguito in day hospital qua, e questo include la possibilità ad esempio di ottenere visite specialistiche, esami radiologici con un canale preferenziale senza dover passare dal CUP con l'impegnativa, ma richiedibile per via interna, quindi un accesso molto più semplificato anche ad altri servizi collaterali come possono essere le esigenze dei nostri pazienti. Questo è un po' il percorso per la presa in carico. Ovviamente ci sono dei criteri, non tutti i pazienti possono essere presi in carico, serve una diagnosi ematologica, serve un'oggettiva difficoltà di spostamento, mobilizzazione o di raggiungimento, insomma, dell'ospedale, una presenza di caregiver e similmente, come diceva Giorgia, anche un'area di residenza compatibile. Anche noi riusciamo, diciamo, a garantire una presa in carico ai residenti del comune di Verona e ai comuni limitrofi. Per comuni più distanti dipende dalla frequenza delle volte, però insomma, ecco, c'è anche un criterio geografico ovviamente a tenere in considerazione. Dopodiché si apre la cartella, si prende in carico e inizia il percorso in cui l'infermiera va a casa, uguale a come era a Vicenza, insomma, fa il prelievo, a fine mattinata, primo pomeriggio vediamo il prelievo e poi il giorno stesso o il giorno seguente al massimo facciamo la trasfusione, oppure se deve fare terapia, l'infermiera stessa nel momento in cui va a fare la visita agli esami fa anche la terapia. Questa è l'equipe come è formata al momento. Ci sono 2 infermiere, una tra virgolette full time, una part time, definiamola, più un infermiere volontario che ci aiuta a tappare buchi, un medico specialista che sono io, all'evenienza sostituto da Ilaria di fatto, e poi ci sono i nostri specializzandi, sono 6-8 che più o meno ruotano, che rappresentano il vero braccio operativo in realtà della domiciliare, perché sono poi loro che vanno sul territorio a effettuare le trasfusioni, a effettuare le visite a domicilio, e 2 Fiat Panda che ci portano in giro per la città, insomma, per la provincia. Questi sono i nostri numeri degli ultimi 2 anni. Complessivamente tra i 90 e i 100, 99 nel 2024, 94 nel 2025 pazienti assistiti, circa 900-920 accessi domiciliari, e a me piace pensare a questo numero come
920 volte in cui abbiamo evitato qualcuno di venire in ospedale, ma siamo andati noi a casa sua. E focalizzandosi sulle trasfusioni abbiamo fatto nell'ultimo anno 159 accessi domiciliari per trasfusione, più 190 terapie e 80 visite. Questo è un po' per riassumere tutti i benefici, come abbiamo già parlato, come diceva anche poco fa la dottoressa Nosari, insomma. Ovviamente per il paziente, perché in questo caso le attese ospedaliere, che abbiamo visto, non abbiamo un sistema speedy qui, quindi 3 ore mai, siamo sulle 5-6 ore per un paziente che deve ricevere una trasfusione, è proprio il minimo che si può avere. Ovviamente si resta nel proprio ambiente, il paziente quei 10 minuti in cui ha il prelievo, poi torna nell'orto a fare le sue cose, anziché stare su una sedia in day hospital tutta la mattina. E riprendendo anche quello detto all'inizio, c'è anche un aspetto di immunosoppressione, perché noi raccomandiamo sempre ai pazienti di evitare i luoghi affollati, le persone potenzialmente infette, ma ovviamente poi quando siamo nel day hospital abbiamo 200 pazienti raggruppati in 200 metri quadri, ecco. E li esponiamo anche a questo rischio in meno. Come già detto, anche questo è un grosso aiuto per i familiari. Ovviamente l'organizzazione dell'assistenza è semplificata al massimo e elimina la necessità di prendersi ferie, permessi e migliora nettamente tutta la gestione, l'organizzazione con una famiglia. E ci sono dei benefici in realtà anche per noi come unità operativa, nel senso che ridurre l'affollamento del day hospital, anche per la ragione che abbiamo appena visto, è positivo, e soprattutto non tutti i trattamenti possiamo fare in domiciliare. Se spostiamo quelli che riusciamo a fare, si liberano dei posti per fare terapie che obbligatoriamente richiedono l'accesso in day hospital. Con questo ho finito anch'io, questa è una foto recente dell'equipe, grazie per l'attenzione. Ecco.